dell'amministrazione comunale e del sindaco Gian Antonio D'Arè. Tra i tanti simboli e i miti dell'unità d'Italia, i più variegati, mediterranea a sud, ambedue locali utili ai conquistatori romani. E questo popolo laziale e sabino entrò. Durante la festa dei 150 anni dell'Unità d'Italia tenutasi in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto, alcuni cittadini hanno dimostrato il loro dissenso nei confronti del sindaco D'Arè, con numerosi fischi durante il discorso ufficiale dell'assessore alla cultura Michele De Bertolis. A rimarcare il disappunto per l'assenza del primo cittadino ha fatto bella mostra uno striscione preparato da un gruppo di cittadini di varie appartenenze politiche. Cercasi sindaco italiano. Mi pare che sia molto chiaro il manifesto. Si tratta sostanzialmente di affermare ancora una volta che l'unità d'Italia è un valore di tutti gli italiani, anche dei veneti, anche dei lombardi, anche dei piemontesi. Ed è per questo che siamo venuti con questo striscione. Non vogliamo polemiche, vogliamo solo affermare un diritto del popolo italiano di celebrare con i suoi rappresentanti, con i suoi amministratori, l'unità d'Italia. Ci dispiace appunto che il nostro sindaco non sia stato presente questa mattina a questa bella manifestazione. In questa occasione di festa per l'Unità d'Italia, le forze politiche avrebbero potuto ritrovarsi sotto un'unica bandiera? Lo abbiamo chiesto ad alcuni personaggi politici presenti alla manifestazione. Le scelte ideali, le scelte individuali vanno comunque in ogni caso rispettate e soprattutto nella misura in cui queste scelte possono rappresentare a volte un forte segnale di protesta nei confronti di asimmetrie, di disuguaglianze nel nostro territorio nazionale che devono assolutamente essere appianate. Dovevano ritrovarsi sotto un'unica bandiera. Io credo che in modo particolare, senza far polemiche di partito onestamente, io credo in modo particolare che il sindaco doveva essere qui oggi, perché un sindaco è il sindaco di tutti, perché altrimenti diventa il sindaco di nessuno. Purtroppo abbiamo parecchi cittadini o anche gruppi che sono distratti, cioè mirano ad altre cose dimenticando i valori essenziali, quelli che hanno unito e hanno fatto il nostro paese, la nostra nazione. Oggi abbiamo avuto l'ennesima testimonianza che questo è un principio non condiviso da tutti. Questo mi dispiace tantissimo come cittadino, come amministratore. Penso che tutti i cittadini italiani, anche i vittoriesi, debbano chiedersi perché ci sono delle forze politiche che non condividono questi principi di unità nazionale. Sarebbe stato un segno di non tanto di patriottismo quanto di appartenenza a questo nostro paese, pur giovane. Sarebbe stata sicuramente una manifestazione unitaria utile per tutti, soprattutto in periodi come questo in cui si sta un po' disgregando quello che è il tessuto sociale. Purtroppo, dico purtroppo, così non è stato. Mi auguro che, vista anche la presenza di molte persone a questa inizio manifestazione, possa essere così nei prossimi anni.